Sono giorni d'angoscia per i familiari di Adriana Coan, 79 anni, di cui non si hanno più notizie da giovedì mattina, scomparsa nel nulla con la sua auto. La donna, come era solita fare intorno alle 9, è uscita dalla sua abitazione di Vittorio Veneto per far la spesa e passare in cimitero a salutare la figlia defunta. Intorno alle 12, come ogni giorno, il marito l'ha attesa a casa per il pranzo, ma la donna non è rientrata. L'uomo ha così avvertito il figlio e a quel punto sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza posizionate a Vittorio, ma anche nei comuni limitrofi. I carabinieri appunto l'auto l'hanno localizzata il giorno, se non sbaglio, il giorno 19, diciamo è stata vista passare dalla zona di Godega di Sant'Urbano, Maserava sul Piave, Ponte della Priula, e l'ultimo avvistamento è stato a Susegana. L'ultimo avvistamento alle 13:30 del 19 aprile all'altezza della rotonda di Susegana in direzione Conegliano, zone che, ci spiega il figlio, non erano abitualmente frequentate dalla mamma, che per i suoi spostamenti copriva un raggio limitato tra Vittorio Veneto e San Giacomo di Veglia. Si ipotizzava che si fosse persa perché non è una strada solita, cioè non abbiamo conoscenze in zona, parenti, così, quindi per lei era una strada sconosciuta questa, anche perché non è una strada scontata come passaggio. Se per aver fatto una strada così, secondo me aveva perso l'orientamento. La donna si trovava al volante della sua Renault Clio grigio scuro, targata CK403 RX. I familiari chiedono a chiunque abbia visto Adriana o la sua vettura di contattare i carabinieri.